benvenuti. Oggi è lunedì 5 febbraio 2024. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 17.26. La luna sorge alle 1.56 e cala alle 11.40. Oggi è il giorno di Sant'Agata, patrona di Catania. Il nome Agata è di origine greca, deriva da Agate, che significa buona, virtuosa. Il suo numero fortunato è il 6, il colore è il viola, la pietra è l'ametista, mentre il metallo è l'oro. Per condire le pietanze, via libera all'olio extravergine di oliva, che contiene acido oleico, un grasso che ha effetti protettivi sulle malattie cardiovascolari. Sono da limitare invece i grassi animali come burro, strutto, gli oli vegetali tipo l'olio di palma, salse e condimenti ad alto contenuto di grassi. Sono 34 le candeline per la modella e showgirl Federica Nargi, che ha iniziato la sua carriera come velina di Striscia la Notizia insieme a Costanza Caracciolo. Poi ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Colorado e Tale e Quale Show. È fidanzata dal 2009 con l'ex calciatore Alessandro Matri, da cui ha avuto 2 figlie, Sofia e Beatrice. Festeggia 63 anni Paolo Fox, l'astrologo romano che ha trovato la fama in TV partecipando a Domenica In, I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia. Nel 1996 ha pubblicato il suo primo libro di astrologia, da allora ha scritto altri libri e ha collaborato con diverse testate e radio. È noto per le sue previsioni astrologiche che propone quotidianamente su Rai 2 e su Latte Miele. Compie 41 anni Baby K, il nome d'arte di Claudia Naum, la cantante e rapper italo-singaporiana che ha ottenuto il successo con brani come Roma Bangkok, Killer e Non mi basta più. Ha collaborato con altri artisti come Tiziano Ferro e Giusy Ferreri. Era il 5 febbraio del 251, quando Agata, perseguitata dall'impero romano, morì in carcere a Catania dopo 1000 supplizi per non aver abiurato la sua fede cristiana. Il corpo venne imbalsamato e avvolto in un velo rosso che, si racconta, fermò più volte la lava che minacciava la città, come avvenne a 1 anno esatto dalla sua morte. In seguito a questi prodigi, Agata fu proclamata santa. Oltre ad essere la patrona di Catania, Sant'Agata lo è anche di Malta. Durante la persecuzione dell'imperatore Decio, secondo alcune fonti, Agata scappò per un breve periodo sull'isola di Malta, rifugiandosi in una grotta. Lì la Vergine insegnò la fede cristiana ai bambini. E adesso è il momento di ascoltare i consigli astrali del nostro Marco Amato. Buongiorno ai 12 e buon lunedì a tutti. Oggi Mercurio entra in Acquario, in un segno d'aria, comunicazione per tutto lo zodiaco e amicalità. Vediamo cosa significa per i 12. Ariete, l'Acquario è uno dei vostri migliori amici zodiacali e essendoci adesso Mercurio nei suoi gradi, sicuramente tutta la vostra comunicazione, tutte le vostre relazioni subiranno un'impennata comunicativa e dinamica. Quindi buon inizio settimana cari Ariete. Toro, Mercurio entrando in Acquario decreta un'inimicizia in quanto siete in regime di quadratura con questa posizione zodiacale, per cui potreste venire a sapere qualcosa di poco piacevole o qualcosa che avete tralasciato su cui non vedevate chiaro, proprio perché Mercurio entrando in Acquario si congiunge a Plutone e scoperchia un po' le pentole. Gemelli, un Mercurio amico assolutamente, un regime di trigono creativo e dinamico, la parola torna alla vostra potestà. Ebbene, usate il vostro potere massimo, che è quello proprio con le parole di essere brillanti, geniali ed efficaci. Buon inizio settimana. Cancro, il Mercurio in Acquario, seppure è distante in gradi e non forma propriamente un aspetto, Mercurio da sognatori, da idealisti ed è incredibilmente compatibile
compatibile al vostro. Essendo associata anche a Plutone, vi rende anche con le parole di nuovo dolci e sensuali. Utilizzate bene queste caratteristiche. Leone, se Mercurio in Acquario automaticamente è opposto ai vostri gradi, per cui attenzione alle parole che usate e non sentitevi comunque presi in giro. Voi Leone avete sempre quel piccolo difetto di lesa maestà. Vergine, per la distanza in gradi di Mercurio sicuramente non forma un aspetto tecnico, ma questa posizione planetaria vi è utile e congeniale in quello che riguarda il tecnicismo, nel senso che il regime di compatibilità che avete con le aree Acquario è proprio quello di intendervi bene in maniera analitico e scientifica quasi, quindi concentratevi sul lavoro. Bilancia, un bellissimo Mercurio amico per voi di Trigono e d'Aria, proprio come voi, vi aiuterà a riprendere delle conversazioni un po' sospese, anche sensuali, con un amore che avete un po' trascurato o da cui siete sentiti trascurati. Scorpione, entrando in Acquario per voi è un Mercurio di quadratura, quindi urgerà fare attenzione appunto alla comunicazione, alle parole usate e anche, proprio perché voi siete misteriosi, riuscire a capire come portare le cose secondo i suggerimenti che voi proponete rispetto alle trasformazioni a cui ambite. Sagittario, la Luna oggi è vostra ospite e Mercurio si trasferisce nel segno zodiacale amico dell'Acquario. Benissimo, non poteva cominciare meglio questa settimana, con sensazioni ed emozioni che finalmente possono essere comunicate e vanno a posto. È il vostro momento oggi per esprimere ciò che pensate o ciò che provate. Capricorno, Mercurio vi abbandona e la sua abilità di calcolo varrà un po' meno, ma sicuramente anche quell'assenza di troppe parole che per voi sono sempre un po' scomode. Quindi grazie a Mercurio per quello che ha fatto, ma va bene se passa in Acquario, ed ecco che comunque si traduce in un portatore di positività in termini economici. Acquario, siete i protagonisti della giornata, il Sole e Plutone sono nei vostri gradi e arriva pure il simpatico Mercurio a dinamizzare la vostra dinamica comunicativa. Essendo il pianeta dell'intelligenza e voi il segno della genialità, questa configurazione è sicuramente esplosiva in termini di idee e di comunicazione. Attenzione però ai troppo, visto che non avete mai il senso del limite, in bene e anche no. Pesci, la giornata di oggi si fa riflessiva, empatica e affonda dentro i meandri della psiche, proprio perché un Mercurio nel segno precedente al vostro significa che la comunicazione è interiore, empatica, che si rifà moltissimo al sondare gli abissi del vostro mare infinito. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Poche volte in Italia si è registrato un terremoto di magnitudo 7.1. Quella del 5 febbraio 1783 fu la prima scossa di quasi 1000 che colpirono la Calabria e la Sicilia nei giorni successivi. L'area dello stretto venne devastata e Messina e Reggio rase al suolo. I danni furono immensi e le vittime quasi 50.000. L'espressione fare orecchie da mercante significa fare finta di non sentire o di non capire quello che ci viene detto per nostro comodo o convenienza. Questa locuzione ha origine dal comportamento dei mercanti, che nelle fiere e nei mercati erano soliti ignorare le richieste o le lamentele dei clienti che non li interessavano. Si tratta di un modo di dire molto antico, che si trova già nell'italiano scritto del 300 e che è stato usato anche da Manzoni nei Promessi Sposi. Il 5 febbraio del 1909 nasce il Manifesto del Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti è l'istrionico guru del nuovo movimento che dissacra la tradizione culturale, dichiarando la fine della punteggiatura, della sintassi, dei nessi logici. Il futurismo darà il meglio nel campo delle arti figurative, ma avrà vita breve, soppiantato da altri estremismi culturali.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Niente nella vita deve essere temuto, deve solo essere capito. Grazie per averci seguito anche oggi. Io vi aspetto domani alla stessa ora per il nostro almanacco.